Un boato fortissimo che ha svegliato gran parte del paese, quello udito questa mattina alle 5 a Campodoro. I banditi hanno usato una miscela esplosiva potente per sventrare lo sportello bancomat della filiale della Monte dei Paschi di via Roma. In pochi minuti sono riusciti a scappare portandosi via a quanto pare alcune cassette colme di denaro. Sul posto, allertati dai residenti, sono arrivati i carabinieri e il sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro. Oltre naturalmente ai carabinieri sono arrivati anche i pompieri per verificare la struttura, perché l'esplosione è stata un'esplosione molto forte, addirittura all'interno della banca, non solo all'esterno, ci sono danni ingenti e quindi insomma abbiamo fatto le verifiche, abbiamo fatto fare le verifiche del caso perché sopra ci sono degli appartamenti con naturalmente persone che ci abitano. Il bottino è in fase di quantificazione, quel che è certo è che l'assalto al bancomat non è stato l'unico nella notte del 24 dicembre nella provincia di Padova. I banditi, esattamente un'ora prima, hanno tentato un colpo a vo' nei Colli Ugani. Anche in questo caso è stato usato dell'esplosivo per far saltare la bussola della filiale, che però ha resistito allo scoppio. I carabinieri stanno indagando, potrebbe trattarsi della stessa banda, visto che sia a Vo che a Campodoro è stata vista fuggire un'auto scura. Abbiamo i varchi, quindi in entrata e in uscita dal paese e probabilmente la macchina, l'auto, il furgone, adesso non sappiamo di cosa si tratti. Se sono passati sotto i varchi facciamo, come dire, lo sbobinamento e le verifiche del caso. I carabinieri comunque hanno le immagini già a disposizione. Altre telecamere sono posizionate in giro per il paese. Il sindaco di Campodoro lancia un appello ai suoi concittadini. Se ci fosse qualcuno che stamattina, visto che comunque l'orario era attorno alle 5:10, avesse visto qualcosa, qualche macchina, qualche soggetto girare, magari avvertano i carabinieri.